24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Patto per la Salute e dalle normative nazionali in materia di controllo della spesa sanitaria, ha approvato una delibera con la quale si definiscono gli obiettivi di costo per l'anno 2012 per il direttore generale delle ULSS e aziende ospedaliere del Veneto. L'atto è stato proposto dall'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. La cifra indicata nel provvedimento è di 7 miliardi 491 milioni di euro, inferiore ai circa 8 miliardi 608 milioni del riparto nazionale 2012 assegnato al Veneto, in quanto il tetto è stato calcolato al netto di alcune voci per le quali un limite non è indicabile, perché riguardanti i rapporti tra le singole aziende ed i costi correlati a specifici provvedimenti di giunta. Amministrazioni pubbliche che dicono basta ad Equitalia strappando il contratto? Un'ottima notizia per Federcontribuenti Veneto. Una battaglia che si porta avanti da tempo, comincia così a prendere forza. Fa piacere leggere sulla stampa che la proposta che da anni Federcontribuenti porta avanti per l'abolizione di Equitalia abbia iniziato a far breccia anche tra i politici della nostra regione, ha spiegato il presidente Marco Paccagnella. Abbiamo già raccolto oltre 2000 firme per la chiusura degli uffici di questo ente di proprietà pubblica, che tratta i cittadini contribuenti come se fossero dei sudditi, se non addirittura delinquenti, e per permettere una più giusta difesa chiediamo da tempo che i giudici tributari passino sotto la responsabilità del Ministero di Grazia e Giustizia e non, come ora, siano il braccio violento del Ministero dell'Economia. Nell'ultimo anno le imprese fino a 15 addetti hanno assunto il 59,2% dei giovani occupati nel periodo. Questo è il principale risultato elaborato da Fondazione Impresa, secondo cui sono 274.000 i giovani un anno fa disoccupati che risultano invece impiegati nelle piccole imprese al quarto trimestre 2011. Questi dati, secondo i ricercatori di Fondazione Impresa, confermano l'importanza del ruolo giocato dalle piccole imprese nell'economia italiana e il loro contributo alla creazione di posti di lavoro, specie in un momento di crisi come quello attuale, dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto in Italia quasi la soglia del 10%. Dopo il polverone in Casalega, che ha portato alle dimissioni di Umberto Bossi, ora non poco clamore ha suscitato la notizia di una possibile ricandidatura del senatore alla segreteria del partito. Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini veneti. Ma secondo me è ora che se ne vadano tutti, anche loro, perché alla fine ci siamo resi conto che sono esattamente come gli altri. Cioè, quando hanno il potere e la possibilità di mangiare, mangiano loro come hanno mangiato sempre tutti. Bossi aveva fatto la sua storia e dopo quello che è successo farebbe bene a non ripresentarsi. Deve vergognarsi solo a ripresentarsi. Anche Maroni dovrebbe stare di spate, anche lui, non solo Bossi. Non sono persone che mi interessano. Mi pare che ci possano essere altre figure più nuove e che non hanno i problemi che si portano dietro Bossi. Maggio, mese del lavoro 2012, un'occasione per offrire ai cittadini una serie di appuntamenti a Padova legati al lavoro. Proprio questa sera è stato inaugurato il ricco calendario di iniziative con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Antonio Mattiazzo nella cappella di San Giuseppe Lavoratore nel cuore pulsante della zona industriale di Padova. In quest'occasione il vescovo ha voluto lanciare un messaggio ai cittadini: l'elemento etico è il fattore intrinseco delle leggi economiche. Il messaggio è quello che appunto ogni anno il vescovo fa, si rifà quest'anno alla figura del beato Toniolo, il quale diceva che l'elemento etico è il fattore intrinseco delle leggi economiche, un richiamo a mettere in campo tutta la propria libertà di azione per il bene comune, per il bene degli altri, ogni volta che siamo dentro nel sistema economico. La grande fuga da Equitalia, Piemonte, Veneto, Bologna, Milano ma anche Genova, Cortina e Sassuolo sono pronte ad abbandonare il riscossore statale. Tutti i particolari su Industria e Finanza.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.